just thinking of your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to Sì, mamma. L'enarista magari. Ma si può sapere che c'hai, Io? Niente, perché? Io mi un po' di tempo che ti miro troppo strana, tia. Ti chiamo e non mi senti. Lavi i piatti o fai qualche altra cosa e ti calculo le mani. Abballi, si romantica, pensi e arrivi come una scema. Ma vuoi di che cosa c'hai, Ma niente, mamma. Non ci credo che non hai niente. Perché sei diversa dell'altra donna? Va bene, visto mamma che hai notato la mia felicità, ebbene sì, qualcosa c'è, mamma. E che c'è, mamma? Mamma, sono innamorata. Mamma, che dico, innamoratissima. Che sono contenta, mamma. Guarda, mamma, solo che sai, c'è qualche piccolo problema, mamma. Problema, sì, mamma? Vieni in casa e ti dica Turico. Ma non ti preoccupare, mamma, che problemi ci sono a tutti i banni. Ma forse tu non sapi? Ma quali, mamma, che dici? Tu sapi tutte cose di mia, di Ingia e di fora. Di Ingia? E che sapi di Ingia? Mamma, non capire male. Vedi, Massimo è un poco... ecco. Però mamma è pieno di pregi, per davvero. Ma che sono questi pregi? Ma la di Riccardo! Ma che c'entra? Mamma, i pregi sono cose belle, solo che è un poco babbalecco. Mamma, ma che c'entra? Già sai la lingua? Un poco, mamma, solo mamma, che i miei ricchi non sentono più niente. E sogna così innamorata e così contenta che pescando per il papà, ma è stato muta. Però mamma, tu sei da mie parti, vero? Via, mamma, che c'è tu che sono da tua parte? Mamma. Ma tu sai che io voglio la tua felicità, innamorati sempre con una figlia. E poi, tu scudasti che l'amore a muccio ogni difetto ammazza. Mamma, però tu sai che o papà sti cose ci fa caso, E pare che se la maritare io. E poi tu non sai i difetti che hai tuo pacci. Sì, davvero? Che come no? Iavi tu ci puri rossi tanti nei peli. E l'uso che pare una scimmia, e per non contare di alcuni nei che hai nei certe punte. Beh, mamma, sì, sono difetti, però chi sono difetti che non si virano, mamma? E tu, mamma, non ti preoccupare, no, ci diciamo a picca volta, a così tu non si piglia scando e non cascanterra. Stai tranquilla, mamma. Ma senti, ma ora parlami di questi cristiani, che casi conosciamo? No, e i picchini tanto stanno a una centina di chilometri da Capeccio per forza ne potevi conoscere. Certo. E si chiamano... Però tu non arrivi, se tu dico come si chiamano. Sì, ma me perché arrivi? Ricadimmi. Si chiamano... Scassamento. Scassamento! Mamma! Ma io l'avevo detto che andava a ridere! Ti stai fumando! Scusa, mamma, ma mi viene i ricordi, sì, ma perché tu scudasso il nostro cognome? Che è tanto più bello? Vedi, La linea con l'uccello. E tu? Pomodoro, Assunta, pomodoro con l'uccello. Vai mamma, anche se devo dire però che lui mi chiama Pomodorina. Via mamma, sì. Che bello. Cacetto vero, io sai, questi cognomi facciamo ridere magari le polle. Marina, come si chiama sto carotto? Massimo, mamma, ti dissi Massimo. Massimo, sì, e sta giocando. E come? Chissà, tuo papà non può essere. No, io tu vai, sta giocando mio marito Massimo ha voluto, io e Massimo si sta pigliando il sogno. Signora Manicchia, si accomodi. Mamma, signora Manicchia. Sì, mi sogno contenta, Casimiro. Dimmi. Come state? Tutto bene, bene. Ma che fare stupo? No. Ah, perché io sono stupo, me ne vai, sapevo che te ne vai. A sette di picchiare, Sì, ma Manicchia,
si può camminare più carose, perché una cammina e viene sudare una macchina, non ci vuole niente. Quando pazzi che ci sono, Lavinia, figlia, mi raccomando, stai attenta, quando cammini, tu conosci. E poi non conviene manco ne esce di ingia, come credetemi. Perché ora richinesci, metti che casca e si rompe la gamma. Sì, a volte in ospedale, e che fa? Ti operano, no? È capace che invece di operare chi da rutta ti aprono chi da sana ti operano. Mia. E hai ragione, Mariccia. E poi, per non parlare quando si firma gli atti miuri, Ma scansatemi, chi ti è malaugurio sicuro, chi ti è una disgrazia. Non ci posso pensare. Ci pensate a mio marito, buona mossa? Mi sciuri il calingia, basta un ghiatto euro. Dopo 10 minuti non ci pigliavo l'infatto. Non sta in ospedale. Quattro giorni e sta guagliavo. Buono, Maricchia, non ci pensare, purtroppo sono cose che succedono. Ma vedi papà a momento. Sì, mamma, certo, vero papà. Ma che eri tu? No, come ne vai? Certo, lo sapevo che se ne va. Senti Maricchia, tu, ma scusate, tu non ne so bene mai. Però, siccome mi esce, ne fai sta cortesia, magari donne più tardi. Va bene. Io magari sto a fare la spesa, non mi scanda che l'ho mercato. Non ci vuole niente che passa un disgraziato con il motorino e ti metti sotto. Lavinia, mi raccomando Gioia, non ti accadere un motorino perché prima o poi si muore. No, signora Maricchia, non ti scandassi, perché ma cosa ci buttare? Se ne vai, io credetemi, quando cammino, io apro l'occhio tanto, stai, ma sempre mi scandare, magari casette mi scandare. Mi raccomando, Carusi, mi raccomando, state attenti. Va bene, signora, grazie, Maricchia. Mamma, sicuramente vi accompagno. Che dolorezza! Asta c'è di malacurio disgraziata ma certo che visto che mi può dare che non va che contare lastimi? Ma proprio non ne potremo più. Quei che ci mise certo di malacurio, tu hai ragione, Sì, hai ragione, mamma. Ho fatto che cacetto ci mozzi, io malacurio non arrestava a noi. La verità è, mamma. Ma io sai che ti dico, che se mio marito io mi dovevo stare lontano di qua. Per tanti motivi. Hai ragione, mamma. No, niente. I motivi Che quali sono tutti questi motivi? Ciao papà, no, niente, stiamo parlando con la mamma della signora Maricchia Musso. Muta! Stai a 800 volte che ti fanno la cammonduale! Ma bucca papà, un'ora. Come buccati? Tu sali, spicci, scupa! Papà. Chi sei, la disgrazia? Non vado a fare frase, te l'hai visto bello vuote! Oh, santo Dio! Stamattina era affacciata alla finestra di tua, sì! Mi visti? Santino, te ne cura capisci, ma lo sonno stanotte. Non da fare la macchina, non da fare! È una disgrazia, vado a salutare qui! Sì, ci posso fare, meschina. È meschina! E mi andando quando fa la trita, però sempre la carina, però, per favore, va! La signora Musso Maricchia, che quando parla a tutti sti nicchie che sta. Papà, aspettami, non ti pigliare i colli. Va, lascia la bella la signora Maricchia. Va bene, senti, papà, io ti hai visto a parare, Sì, ti hai visto a parare. Tutti lui, ma da parare? No, solo io ti hai a parare. No, solo io già. Solo io già. Sì, per parare solo io. E che succede? È giusto che parli, perché È giusto, sì. ogni genitore è giusto Certo. Ascolti. Senti, papà, tu mi hai voluto sempre bene a me, no? Sempre l'ha voluto bene te, no? Sì. Ed è giusto che fra padre e figlia ci sia un rapporto aperto? Giusto? Aperto? Rapidi, tantino! Insomma, ti mi pigliavo più imbottegato, ma perché è stato chiuso io? E poi ti stai muta? Papà, sentimi, Sentila. Senta, se tu stai muta io la sento minuto. Ora io... Giusto che io ti dico tutto, ora lei ti dice tutto. Chiave tu ora capite di dire tutto, ma ancora non mi ha detto niente, non mi ha detto. Papà, ora io parlo. Ora Vota! Paro papà, che è giusto capare, perché ogni figlia che si rispetta il proprio padre la deve ascoltare. Non è che vuoi i soldi, vero? No, papà, chi vuole i soldi? E allora chi c'è? Che avete? Papà, sono innamorata. Sì, così. E meno male che non morisse rosso. Sei contento, vero? Contento? Veramente mi stai sentendo mezzo suonato? Perché? Come se mi andasse un po' più stuale sul dato da faccia, papà. Sei esagerato. Ma dimmi una cosa, Dimmi. ma questo grande
sto fortunato. Papà si chiama Massimo. Meglio Massimo Camino, no? Sai, papà, è un ragazzo bellissimo e con tanti pregi. Sandino, hanno vuoto ti pare che i pregi sono malattie oppure stampe? Certo. Sono così belli, lati positivi di una persona. Meno male che aveva una professoressa che in questa casa passa non che lasciamo i dosacci che sono i pregi. I pregi, ma dimmi una cosa papà, ma sto caruzzo è tutto pregi, un difettuzzo non l'ha, può essere. Certo, accumulati, no? Certo. E tu come sai? Scusa, ma quando era che si gira? No, in vacanzona. Sì. Ha cominciato, l'avete fatto a parare. Papà, sai, ha una voce delicata, bianca bianca. Veramente io cucinivo non hai niente su mai. Sandino, ma che la lingua avrà bianca? E allora è malato stomaco, vuoi dire che hanno qualche difetto? Papà, quando parla mi fa volare. Guarda prima che andare a casa se l'ho detto, dai, buono. Ah, papà, è romantico. E tu capisci a chi sono? Cacetto, Cacetto, papà, capisci, perché? Dici che è scianero, che è da Romania. Ma no, papà, è siciliano, come stanno a Ribera? Solo che io nascio a Priolo, sua mamma da Agrigento e suo papà a Canicattè. Ma Ian, tuo figlio solo? Sì. E meno male, perché non una a fare un'altra a Messina, una a Catania e una a Campania. A così toccava tutta Sicilia. Ma come ti dico cose Sandino, importanti? l'importante è che è di buona razza. Me matti, dici sempre. Tomati dice sempre fisserie, lasciamo gli rettore stesso, che niente. Papà, senti, piuttosto Massimo più presto mi vuole conoscere. Sì, è giusto che mi conosci, perché magari io a questo punto voglio conoscere. Ma dimmi una cosa. Dimmi. Ma siamo sicuri che tu Caruso non l'ha difettoso? Perché sai, insomma, perfetto non si può essere. Certo. Chissà, magari annicchia peloso, perché l'uomo senza pila non è uomo, Certo, perché che sei peloso come a te che pare Sì, la scongiuruta. Senti, papà, veramente un piccolo difettuccio ce l'ha, solo che io non giocherò più. Certo, perché un difettuccio, E qual è tu? E sai, papà, vedi, devi sapere che Massimo è un poco Poco chi? babbalecco. e baciami vicina sulla... la scema, dai! Come un pappaletto? Sì, babbalecco. Quasi ti è sprotosando, un pappaletto, vi sta a pigliare? Vuol dire con tanti scelte che ci sono a vera, devi sta cercando difettoso? Ma quando ci vede che non parlano proprio? No, tu puoi scontare, Lui già ne casa, difettoso non lo voglio, che sia chiaro. Ma papà, io però già sei ingiovanita. Sì, ma prima che ci sei andato vita, già sei andare a casa. Lo capiste no? E il pappaletto non lo voglio andare a Ma casa. Sandino, chi parla esagerato, bimbo curima, che ci Mi vince? racconciamo figlia Matincio, Pappaletto, ma cosa ne pazzo, Vuol dire una figlia tua e che lei ti dava uno difettoso, no? Ma io non sai figlio che era un bis tutto cosa, un bis. Pappaletto. Ma cos'è questo? Uno che è uscito, questo parco, come si chiama? Stefano. Stefano come? Rumira ce n'è Stefano Paese. Stefano. Cazzamento. Cazzamento! E proprio qua una bene a scassare chi sta in casa! Cazzamento! E sto macchio come si chiama invece? Rosa. Hai visto? Rosa, bello nome, come chi lo ritomacci. A me non c'è una cosa positiva già. Rosa come? Rosa buffa. Rosa buffa? Sì. Mi scazzamento! Ma che te scugguriare non sto roppo, Ma che ti disputarsi da cognomi, I nostri cognomi ci sono abituati, che avete sempre quando era piccolino. Quindi tagliamo il gioco. Tagliamo. Tu che non dovevi, ascolta e basta. Allora, forza, andiamo al gioco. Sandino, ma l'abbiamo tutti pari di testi, ma che così di tutto? Io, che ti fai via? Che ti fai via? Sì, dai, ci pure uno stante nei piedi. Ma e fino a parlare di un euro su Basta. Non voglio sapere uno. Non dovete fare. Allora, non dovete tagliamo il gioco, basta. Ma poi mica babbetta vicina, mamma, ne dici ma quando babbetta manca assai, papà. Come una babbetta assai? Come una babbetta assai? Chi sto per chiamare? A come te? No, non dici più volte. Assai tu! Te l'avevo detto voi, quanto lo convinceva? Avanti, forza, basta! No, e invece io, mo' mica,
Bravo. Belle, fammi Belle. scemare di magare le bolle. Te non hai? Piglia, su piglia, capisco? Tu piglia. Ho capito, comando. Credini, non ti dico, che mi ha? Credini! Credini! Oh, piglia! Ma cosa ne pazzo? Ma guarda come lo faccio? Babbalecca con che cognome! Ma io già mi immagino, puffa in scassamento! Ma cosa ne pazzo? Cosa ne pazzo? Ci già mi immagino a lattare. Quando Marino ci ha cominciato a dire, e tu, Lavinia con l'uccello, poi che ne sente Massimo scassamento come tuo sposo, arrivi magari un crocifisso, arrivi sicuramente. Ah, santo Dio! Ma cosa ne pazzo? E poi che sto? Te me ne scansa in pericolo alla mia casa. Avanti che mia figlia avvisa, lavato, Pepe, io tu scappi e mia figlia muore, sicuro. Sì, ma i mariti, sì, le occhi vedono! Ecco tanto piglia e basta! Tanto piglia! Allora, cosa scassamento, buffa, ma che tauta un io vanno! Buongiorno, Sandino. Ma che fare sto boh? No, non ti Ah, stupi. perché io sono stupo, me ne vai. Sì, lo faccio che te ne vai. Ah, che una dice buongiorno, ah così, chi ci è abituato a dirlo? La verità è. Ma c'è nati, sono peggio di quando ci sono temporali, terremoti, origani. Origano, giauro, prezzemolo, rosmarino, mamma maricchia, per favore, va. Ma piuttosto ne sono tua moglie e Lavinia? Ho bagno tu. Ah, e che ci vanno tutti noi? Oppure facete un doppio servizio? Bravo, io feci un altro servizio, io ora ne faccio un altro per me e uno per te. Quanto sei gentile! Ma che fare sto boh? No, non ti stupi. Ah, perché io sono da me ne vai, ma quando sacrifici che si fanno una vita, Sandino? Ecco ci dici. Una si accatta una casuzza, una macchinetta, qualche soldo si mette in riparte. La verità è. Ma poi arriva un terremoto. Ma quando viene chissà, mi viene una mancia sciume che mi fa muovere. Ah, quando sacrifici che hai fatto tu per la tua famiglia. La verità Ma mio è. marito buon ammuzzo riceva sempre. Certo. Salva per l'indomani, salva per i cani. E non dico io. Ma, Oggi non è scassamento, io va. però, più che conta è la salute. Già, E meno male che tu ce l'hai. appunto, sì. E Però guarda che ce l'avevi che la vede? Ma- Senti Maricchia, guarda, io andai a chiedere, sai, sì, e gira chiesa che c'è Pace Salvatore che fa parlare. Ah, vai, Sandino, non ti preoccupare, vai. Però stai attento quando posteggi, quando Sì, cammini. sì, già lo faccio, vai, sì. Io aspetto a tua moglie alla No, fine, vai. non lo so quando ne escono, perché, insomma, gli hanno a diarria, va, la baraviglia, ecco, bravo. Meschini. Che fai? Vabbè, sì, però aspetta, stai attento, sai, perché l'altro giorno, sai che capitava vicino alla chiesa? Lo sentiste, no? Sì, l'autobus, un vestito, Don Peppino Iemmeroto, tu lo vedi? Meschino. Ma che sei vicino su un dedo? Sì, va a morire. Addirittura? Sì, tutto all'ospedale. Guarda, peste un occhio. Ci tagliano una gamba e si rompe un giubbotto. Pure io fortunato. Che meno male che avevo io un sondetta, vero? E io l'hai detto sempre, dire un parente imbroto, che sai come conviene. Niente, va, a morire, che io mi chiamo Stai va. attento, sei sicuro che mi? Sì, a morire, basta. A morire, va. Mamma, dov'è? Vedi che non accetta mai il tuo marito. Non ti preoccupare, mamma, non ti preoccupare. Non mi preoccupo. Scusi, mi stai chiedendo se mi sta che non li faccio Salvatore. Dico, sicuramente tu convinci, stai tranquilla, mamma. Ah, signora Maricchia, mi hai, mamma, perché chi ti ha ceduto mano pure? La nostra casa. Oggi Salvatore, prego, s'accomoda. Ciao Lavinia. Oh, ma no, sicuramente signora a lei, è vero? Per forza, non mi misteri. Sì, faccio Salvatore, ma non è che ho puntato mio marito per strada? No, ma che fu? Tu ti stai preoccupando? Allora, stai scandando, che succede? Prego. Veramente mi state facendo preoccupare. No, non si preoccupi. Faccio Salvatore. Sì. Mia figlia si fece zitta. Oh, Lavinia, auguri! Grazie. Sì, ma questa non è una bella notizia, veramente. Certo che è una bella notizia, però mio marito non male, dice l'inferno. Wow, Sì. che? Tu pigliaste dentro? No, Pace, ma quale? Allora? Tu che non lo so, è babbalecco.
tutto questo ero schifio, ma sentire, ma queste cose non mi immaginavo completamente. Ah no, lei lo sa come mio marito, chi predica buono gli razzo la mano, come fare i parrini. Ma scusate, faccio Salvatore, io non parlavo per lei, io sapi che voglio bene, io stimo. E comunque. E mio marito, insomma, è che tu che lei lo sa. Saccio, canoscio. Ah, se permettete ci metto una buona parola, io Sì, cerco di vai. aiutarti, in che posso io. Certo, Mi aiuti perché io soffro maledettamente assai, Tu non ti sai? preoccupare, tu a sera fatti i tuoi preghieri. Sì, magari sì, pace. Niente, facciamo 4 Sì, parole. 4, va bene. Allora, io non so, a questo punto a me veramente converrebbe tornare perché Sì, ma io figlio a casa, c'è tutto sulla Appunto, lappa. perché mio marito stava venendo proprio di lei, perciò sono andata, ma che facciamo così che No, faccio tu? che faccio? Un fazzoletto, No, un ferino. invece, pace, Nassi, sì, Forse è è meglio, meglio. ma accompagni, ma Non scusa, ci atteniamo, no. accompagni. Però veramente io ero passato, bisogna passare che non mi dica non mi facete al birro in chiesa. Avevi ragione, E non è una pace. cosa, e non è bello manco coscicato su mio, solo quando avete bisogno. Avevi ragione. Eh. Domenica ci saremo, padre, Il Signore viene in concertia, Certo. ma non c'è chi in concertia. Certo, è giusto, Raccomando, padre, eh? Avanza giusto, sulla è compagna perché San Luca Sannino non voglio. Arrivederci, Andiamo, padre. ciao Lavina, stai tranquilla, eh? Non avete paura. Grazie. Lavinia, vedi? Pare che mandavo un signore, stai tranquilla che sapessero tutte cose, mamma. Mamma, hai un problema grande quanto mare. Se risolviamo questo, ce n'è un altro. Naucio, come naucio, mamma? È più grande ancora, mamma. Ma non mi dici che aspetti per caso? Ma magari, mamma, visto stato meglio. Oh, non dirà così, come fai a venire con la cara mia e mi fai scemonire? Mamma, vieni qua, sentite una uccioda, va. Mamma, Dimmi. tu a sapere che Massimo avevi un nonno che è cieco di un occhio, ci manca razzo, e dell'altro c'ha un tremolio, mamma. Mamma, ma come vedere prima? Però è troppo simpatico, Ma è troppo mamma. difettosa, mamma. Senta, mamma, Ah. per ora non ci diciamo niente, mamma, a tuo papà, perché sta nunca che tu si confonde. Mamma, Ah, chi c'è, mamma? tu facci Massimo, va gobba. Marci, non ci posso credere! Ma come lo fare? Mamma, Ancora ce n'è! Sovacci, è sciangata. Marci, mi ci stiamo toccando! Ma come lo fare? Non ci posso credere! Uno che sta a beccare, sventurata amara! Tuo Marci non accetterà mai! E invece sì, a posto capire il buio, no! A guidina mai la mamma! No, e allora aiutami, ecco! Sì, mamma, t'aiuto! Però, usa chi faceva mamma, non ci riusciamo per ora certo, non ci riusciamo niente a topacci, perché su po' non si confonde, pesoggi fonne, tu mangi! Però mamma, sono una famiglia di simpaticoni, sono così simpatici. Certo, io tutte difettose! Mamma, ma tu non hai detto sempre che la cura muccia ogni difetto? Sì, mamma, E allora? ma quando è uno solo, non che uno ti giri per il difettoso, io ti viene troppo secco! Veramente sei mamma, magari in cane. Giusto, io deve essere buono, vero? Veramente no, ci manca una ricchi. E Infatti si chiama difetto. E appunto per completare un quartetto della famiglia. Senti mamma, meglio una famiglia di difettosi concorrenti che senza difetto e senza cuore. E poi mamma, Massimo mi darà il massimo, ne sono sicura, perché lui mi vede bellissima, dolcissima, purissima, come l'acqua levissima. Mamma mia, ancora verità così innamorata. Però tu non ti preoccupare mamma, perché io verrò incontro a questo amore così dolcissimo, purissimo, levissimo e bellissimo. Mamma, che bello, è vero che quando uno è innamorato non vede più niente. Ah, vero mamma, vero che... E quando così io non vi le topacce. Ma mamma, dobbiamo agire con furbizia, Dobbiamo fare qualche cosa per farci dire di sì a topacce, vediamo che facciamo. Topacce, vai, aiuta che canci. Oh mamma, no, conosciti, no. Tieni, No, mamma, conosciti, no. tieni, la mamma ti portare anzi, tieni. Se tieni, ci voglio, se tieni. No, sto tranquilla, mamma.
Dimmi una cosa, Sì, papà. ma sto caroso da taglia assai? Piccarella! Ma dico, ma almeno quando parla si capisce, giusto? Certo, Certo, mamma, si capisci. Ma io la sai, ho conosciuto a chi? Turisse da poco. Papà, Io voglio conoscere. veramente papà? Non stai dicendo più davvero? Voglio conoscere. Perché se invece è così uccidiamo papà? Se uccidiamo il blu, si pigliano di permesso e vieni qua, perché a sapere che io non ce la voglio come un ragioniere della ditta di pulizie, e sa posare computer, sa scrivere poesie, non solo, e sa stirare, sa lavare, sa cucinare, e soprattutto sa amare papà. Oh, vedi, ieri tutte queste cose tu non ne sai fare manco uno. Buona mamma mettono sotto a scovare, a lavare, a cucinare, a stirare, faccio fare tutto cosa. Mo, si mette già con come vuole mettere a mia tomate, Gli manca la sottocoda, non ci dare conto, ma che cazzo è una cosa? Ma che significa sa amare? Che cosa vuol dire quando dici tutto questo? Papà, non capire male, sape amare nel senso che sape pulire bene, sì. E allora, guarda che fai gli amici. Si dice che le facce tu vuole conoscere. Grazie papà. Buono, quando sei venuto a Pietro? Ma di una cosa, ma se tu hai zita vuoi detto Pronto? Pecorino mio. come pecorino, chi ce l'ha già sta? Non ci viene da giù. Sì, ciao, sono io. Sì, pomodorino. Pomodorina, oh. Già, pomodorino. E io che mi chiamo Pomarano, tu non me l'hai detto mai pomodorino. A te devi sta chiamare Moingiana veramente, sì. Perché l'uomo sa telefonare. Allora, vieni, ti aspetto con nonno. Sì, ciao, pomodorino mio, ciao. Papà, mamma, impara con nonno, dai. Meglio, perché poi i suoceri magari conosciamo una giornata, comunque li confondiamo. Certo, sì, i suoceri dopo, sai. Va bene con nonno? Sì, vieni con nonno. E chi è, dai? E chi quindi non loro telefono lì? No, vieni poi a mamma. E che si stende? Ma Ah, no? Quando io la sento, ma che cosa capita? No, che un peso, acqua, un poco di acqua, che chiunata, ma io senteva, lo senteva. Ma li cagate, succedeva? Qualche cosa. Grazie. Calma. Che fumare, che succedeva? Mi sono sutta gli 8 euro, mi sono sutta. Chissà è disgrazia, chissà sicuramente malaugurio, qualcuno potesse morire, o io ho assunta. Oppure tu sei Calmarlo, facci tu Maricchia, tranquillità. Io stavo venendo, perché stavo a dire una cosa, stavo a dire, non vi scusate di chiudere la bombola, perché se scoppia io posso morire. si scamba io, si scamba, Uno si fa una casuzza, e poi scoppia la bombola, arriva fino ai miei e si muore. Pure io. No, stai tranquilla, noi non ascoltiamo a popolatetta, stai tranquilla, Maricchia, Porti la casa, Maricchia, lo vieni, accompagnalo papà, va. signora Maricchia, accompagniamo. Ma io non voglio responsabilità, a me se succede qualche disgrazia. Non ti preoccupare, stai tranquilla. Succede, Maricchia, stai tranquilla, ma non succede niente. Ora io ti accompagno, tu ti buchi, ti stai tranquilla, va bene? Siamo nenne. Santino, arrivederci. Ciao. Speriamo che non succeda niente. Niente, non ti preoccupare. Speriamo. Chi sta ma io non so come so fare, meno male che sono preparato con le mie cose, va. Pare che mi senti queste cose. Non ti può fare più sta vita questa cristiana, o se ne sto marito me ne vai io. La pare che mia, suo marito morto ieri frescavo. E non la stavo a nuoccio. Mamma, e meno male che sta cassutta. E se stava tu isolata di qua qualche cosa mi succedeva. E sente mamma, io mi steno a cangiare, va bene? Vieni qua, poi ti dici cosa ti fanno, va bene? Vieni poi Massimo. Tu te, a mamma te.
Qualche giorno chissà fa succedere qualche cosa, fa succedere. Qualche che che disgrazia. che della mattina fino a quando muore, capisci? Già, chissà nuazzi fa morire, non l'ho capito ancora. La verità è che Chissà ne fa morire con qualche bombola sicuro quando fa cascare la casa in goto. a proposito, Ma- Sandino, senti una cosa, vedi che mi stavo scudando, senti. Non ci fare capire a Duca su candattaglia, perché noi siamo superiori a ogni cosa. Certo. Di chi Duca vive e di chi Duca senti, mi raccomando, fai finta di niente. Certo, Ah. scherzi. Noi siamo superiori. Intantagliare pare che è una cosa facile, ma è un dono del Signore, che c'è? Oh, Giusta mujer. non che. Ehi Gesù, Chissà, ci può essere che io sono io, cioè. ma suiti? Chissà, tu non è tuo figlio. Giusta, non capisci a cangiarmi, ma stai bene? No, senti, senti qua. Passeria. Ma sto bene, vero? E comunque mi fanno che ci abbatti. Buona, magari così, devi canciare, poi no. Prego, accomodatevi. Mamma, papà, Bobo. Giorno. ciao. Buongiorno, che becca Signora, questo è per lei. Grazie. Questo è per lei. Sì, cazzi. Che cos'è? Dopo? Dopo, murisci, grazie. No! Dopo? Barba! Ah, dopo Barbari. Barbari. Ah, Dennisci, sì. il profumo che l'uomo non dice mai, che per la famiglia Mazzini! Vi prego, accomodatevi, prego. Nommino più avanti. Ancora più avanti. Più avanti. Bravo. Piano. A posto. Che per la famiglia Mazzini! Compare veramente, che affare di me. Che puliti, la dai, che ah, però sta cosa non mi accompagna, che poi siamo mai fatto bene. No. Massimo, è accompagnato al nonno, è in fondo a sinistra. No, che bisogno nonno, aspetta di la dolcetta dopo, che io faccio adesso un futonotto, ma tra l'altro ci vedo un buono, compare, e io questo ciumonezzo che hai, un video buono chiamano compare! Dove? Scusate, nonno, ma questo problema alla prostata. E non ti preoccupare, Massimo, stai tranquillo, capiamo la situazione. Certo. Sandino, picca in battaglia. Sì, ma sto nonna assai che c'è una mano, ora non la faccio tantera. Massimo, benvenuto in casa con l'uccello. La casa non poteva passare Grazie. Signora, non vedevo l'ora. Prego. Conosciti. Grazie anche noi, ma prego, accomodati. Grazie. Ma dici una cosa, non hai visto mai la diretta questi chiaudi? Do la bambina qui. Ah beh, vedete che io un rombinetto tutto sfondato, il siciliano tutto guarda, il siciliano. Ho vinto quel viaggio. Chi te ne famiglia da Sempre più bello.
Pomodorino. Grazie, anche tu Massimo. Siete scema, non vale la cuttia. Mi chiamo Pomodoro. Pomodorino mio, pecorino mio. Compare, ma non cattiggio come sono. Che bella manetta. Nonno! Nonno! Ecci. A pipì! A pipì! Non faccio guardare. No, a pipinnola! A pipinnola! Sì, basta sopravvivere che mi vieni. Non mi aspettato di pigliare la macchina. La pinnola. Tenendo per questo non compare. E sì, perché questo cernoletto che hai, e non me lo posso dare. E poi stai a ogni tanto, ma piglia il cernoletto magari. E aspettando che mi piglia per tutto il culo a tutta la famiglia. Compare, senza cosa pigliamo? No, perché se mai piglio con l'acqua, ma finisce come a fuoco con Marietta. Compare, ma scusate se ci domando, io non sono un baccidera, ma perché hai visto che un doppato? No, ma che ci dici queste cose? No, Compare, no, è giusto che compare non me l'ha detto, ma che sto finito allora, compare, questo durante il percorso mi faccio, mi sponno uno. Basta, va bene, sì, ma capito, sì. La. Di tua. Questo è per te. Grazie, pomodorino e cos'è? È un Ma ti vuol dire, questo nonno. cellulare. Ah, grazie, pomodorino. Bravo. Che bello. Bello, sì. Così mi puoi chiamare sempre. Ma grazie, me lo porterò ovunque, me lo porterò in cucina, in palestra, anche in bagno. Così secondo i periodi. Sandino, ehi compare, Ah! ora faccio un bello caffè. No! Oh no? Che fai? Stai scherzando? E perché? Ma perché mi sto stomaco? E poi, come questo ciomolezzo che ho, cosa perché con me? Ma la colonzola che da fare. Ma ho ascoltato che ne fa male magari annuato. No. Massimo, dimmi una cosa, ma dico, i tuoi genitori usano questo zetaggio, giusto? Buono, di stuzzaggio, sì più romantico di questo amore. E però difficile. Cioè, e di che lo dice mia moglie, sta? Certo. La mia Questo nonno che ce la faceva mutta! Deccellati siamo, ma ce la facciamo però! Questo nonno! la mia pecorina è stata Guarda, mi ghiacciava! Questo mi ghiacciava nonno! Questo che ce la fa sta qua! Ciao, può comprare, ciao, ma sto... Allora, ciao, può comprare, ciao, aspetta un po'! Ecco. Bravo. Grazie, pecorino mio. Pecorino, ma con tutti questi pecorini E questo formaggio con mare, vediamo unire con mare, a unire, con tutto questo formaggio, pecorino, prosciutto, mortadella, cose, insomma, Potremmo dare una salumeria, compadre. sì, una bella famiglia, Allora dai. e bella famiglia. Nonno. Ora non ha mai dire che Eccolo sull'orologio, se non funziona, eccolo. buono. Che? Buono è. Tardo e tutto nada travagliare. Sì, Andiamo, nonno. E compagna, mi scusasti, più domanda che ci fisci, non voleva No, comarietta, no, io non sei mai visto nudo. Anzi, ma da scusare che mia moglie non va bene, non può succedere, via. E non può camminare, perché ha venuto con seita. Come un nido con seita? Nonno. E poi una più lunga e una più corta. E poi ha una zappata, magari. No. E quando la va a bocca pare che le pipizzette. Nonno. Ma chi devo fare? Nonno! Nonno. Tanto. Ogni tanto un
dice ma non vorrei chiamati. Arrivederci, compare. Arrivederci. Facciamo il suo marito. Vi saluto, Io, mamma. Ciao. Ciao. Ciao, ti accompagno io. Mamma. Mamma, sei contenta? No, Massimo! La Valeria! Disgraziata! Ma vuole che becca? Come perché? Che non mi dici niente, tuo nonno vuol dire come da così? Ma io sono modo viste e manco caso ci dice papà! Come non ci faceste caso? No, Che sta? Ma come non ci fa caso? Uno che come per un terremoto come c'era, come? Come? Non induppato come per capitare un giro, E non ci fa caso. E se non si picchiava la pillola, te ne scansa, ne ammazzava a braccia a tutto parte, ragazzi. E non ci fai caso. Papà, ma l'amore è cieco! Cieco? Che è l'oppo completo, no cieco? Cieco. Papà, ti prego, tu mi dici che Massimo è in caruso di ore e poi manco si nota che babbetta assai! Come non si nota? Non si No, nota? no. Ma chi su piccapillo, andiamo a fare scrivere da Alice. No, papà, ma poi, lo sai, quel dottore ci dissero che a tempo ci passa! E se non ci passa, che se ci aumenta dove le scansa? Come facciamo? Come te me lo so come facciamo? Ma ti rendo conto, papà, dove le scansa questi disgrazi, a pericolo, scoppia la bomba, avanti! Chi sta avanti che da vita, io tu scappi e tu muori! Un capito che Ma muori! se scoppia la bomba la puriamo tutti pari però! Giusto, gli unici sembri, Maricchia. E chi si è vero, da sgrazio, dice sempre. Papà, ti prego, non rovinare la mia felicità! Mamma, no, non piangere! Che fai? Ah, figlia, c'ho tutta sta felicità! Gioia mia, no, mamma, no! Io francamente non volevo sto pezzo, ti dico chiaro. No. Io non volevo, no, completamente. Con tutto che faccio Salvatore mi vicino a testa tanta, magari io. Ma io, vedendo da così provolone a te e io, e che volete capire, con però io, mi concedo. Tu chianci, io a me non mi interessa. Buono, va bene. Però, a una condizione. Sì, dimmi. Io voglio conoscere subito da sto parte sto macchine, perché voglio vedere che tipo di scassa che tipo di cristiani sono. Sì, papà, io a più presto conosci i suoi genitori, sai? Sono una famiglia di simpaticoni. Sì. E poi, sai, Ma tu come sai? sempre faccio Paola, pure io, Regina. papà. E poi per non parlare di me soggero, papà, avevi una fortuna. Uno mette. O travaglio, o yogo, ti dico, avevi una fortuna con la F maiuscola. Buono, io alla fisica quando conosco un penno cappicciando io uso piglio minuto, visto che hai questa fortuna. E vabbè, va, Spiritoso. avanti. Io me ne stai in nuca, se ci tanto lito, vorremmo candere che si dice, va bene? Avanti. Sì, Mi raccomando, papà, chiamici, ti fai il gioco, dire come siamo comparati e ci dici che io li voglio conoscere. Vabbè, grazie, papà. Ma senti, papà, ma tu sei sicura di picchiare da sto caruso, vero? Sicura, signor A tuo papà. rischio, Se pericolo, sì. ma come ci tu faccio quando me ne vai? Fai che ti chiedo per giocare, ma non stai che non per caro, per Oggi che fai? Non sono contenta. Poverini, ci amici. Non mi credevano. I primi passi superati, mamma. Hai ragione, mamma. Hai ragione. Che sono contenta, non ci poteva pensare. Vero, mamma? Ora, quelli nei momenti più difficili. Vero, mamma? Senti, ma sto immoritoso oggi, come è troppo rosso? Normale, mamma. E ci l'ha toccato mai? Ma vai, mamma, tu sfiorai a stento una volta, sai che a me mi fa impressione. Lo sai, io non le ho toccato mai. Quando vieni mai a fare i ritoccati che mai a ricreare. Tuo padre dici sempre che cugliare in parentino, roto e è fortunato. Che valore tutto si dice, mamma, virillo tu voglio. Vero, mamma, Sì. hai ragione. Ma tu soggera, si vede assai che è sciangata. Mamma, magari lo virono. Senti, mamma, che problemi ce ne sono assai e parte Salvatore non viene in aiuto, o vuole o non vuole. Oh. Hai ragione, mamma. I problemi ci sono assai. Ma tu immagini, appena vedi tuo padre ci piglia un coppo secco, noi vedremo morto, stinnicchiato in terra. Ma che è? Un telefono, vediamo pure, va.
Pronto? Massimo! Pomodorino! State venendo con i tuoi genitori? Sì! Sì, che bello! Sì, ciao Pomodorino mio, ciao! Mamma! L'hai sentito, era Massimo? Dice che vieni con i suoi genitori! Ma che calcicaccio! Sì, mamma, calcicaccio io prima! Sì, mamma, guarda, bottiglichi! Sì, io mi buttai in rompi, tu ti bottiglichi! Sì, ci rimetto una costanza, mamma, va? Ma che bello! Sì! Ce l'ho fatta! Ma io ora che faccio? Portatela a suonare! Sì, mi ascolto la musica, così magari sogno di ballare con lui e magari lo immagino seduto a un pianoforte che me la canta e me la suona. Pomodorino mio. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, Tu mi sciuga la via umana, guarda. that you love me too. Papà, perché la spento? E che faccio? Ma passo che stavo rompendo. Ma che papà, io non stavo dormendo, stavo sognando. Come stavo sognando? Così ero svegliata? Sì. Ma veramente senza sonno mentre uno rompe? No, ero svegliata, scusa. No, ma che dici papà? Sandino, stanno venendo i compari, mettiti un po' di profumo, chi tu cameriera un massimo. Sì, e tu metti da nicchia dopo batta, invece di giocare la lavandina. E io invece volo a cambiarmi. Sì, mamma, io tu cancelli magari tu, Sandino, forza. Ma non vedo che ti stai una bolla robacconi, come se ruminavo. Una vola, non vola, voi cancelli Ma diritti. perché? Non sono buona così, buono pugno. Ma me non metti tanti chiari dopo barba. Sì, senza barba fatta, mi metto dopo barba. Ma tu metti nei capelli tutta sciti nei mutanni. Lo sai che mi fate sciamolista magari tu, dei mutanti. Sandino, mi raccomando, non dovete ripetere sempre. Di chi tu capiremo e di chi tu casindemo. Non fare caso a niente, mi raccomando, fai finta di niente. Perché io sono scaltri e istruiti. E tu guarda, siamo babbi e ringoglioniti. E c'è. Ma perché? Chi più serio che tu che visto e che io dire di più? Mai più. Appunto, ricordatelo, noi siamo superiori, Siamo superiori. superiori, infatti stiamo al quinto piano, noi. I suiti? Guarda che virare la porta io. Ma di chi sono emozionata? Sono loro, e ci vado io. Lo faccio, mamma, faccio, no. Tu sempre stare qua, papà. Oggi, mamma, Cazzo, mio cazzo, non mi muovo. Si vede. Accomodatevi, prego. Mamma, papà. Ciao, Massimo. Buongiorno. Goodbye! Buongiorno! Ma che si impressionavo? Sandino, mi dura bucchiere, Sandino. Ma si vuole la vita, 200 la pressione, mischino. Ma se mi dici che non stanno cerchiana. Cerchi tu che ci scina, Ma che potevo fare, mischino? Vediamo se non si può stare. Che sparavo? No, non ti faccio spiegare, faccio mamma. Nego di noi, ora ci calma. Perché non si chiama dove rodario? Sarò un bicchiere. Che fu? Assunta. Ma muggere che fu? Mazza, moglie, chi ingupo? Menzionai una famiglia difettosa completa, moglie. Chi ingupo? Ah sì? Siete difetti? Umani! Che bella famiglia! Assunta! Non menzionai veri!
E poi che non è che c'è solo il mroto. Che c'è asciangata, loco. Ma per favore, dov'è? E bravo, bravo. Tu pensi a tutti i pari, a tutti. C'hanno capito figlia. Non ci pensi a tua figlia, che non mangia più e non dormi più. E ora ci E passa. attento, parla, Sì, attento. sì, ci passa ora, non ti preoccupare. E invece non mi passa, no. Ti passa, da lì. Ti passa. Ma sta facendo cascare, ma vada sta figlia. Io voglio, capisci? E movimento, voglio. Tu dici sempre, ho capito che non metti? Oh, e non bagnati, cosa siamo tutti pari. Metti, a così capisci un cucumano da sta casa. Certo. Che vuoi, va? Oh, piglia. Ti faccio le sossopiglia. Cosa ne fatto con questa femmina? Ma come faccio? Ma io voglio capire. Io già ho solo pensieri. Di pensare vuol dire a di picciriti quando nasce, due potetti. Qua finisce che lei chiamare Quasimodo come un coppo di Satana. Oh, santo Dio, ma con la va a dire che vogliono a passare un momento di riscazzamento sì, ma va. Signorozzo, tu sai che io ho tanta fede, ma io non ce la faccio più, io non so che io fare. Che storico io che fare Sandino? Tutti i sappatori. Bravo. Che ne stavo gioco? Ma veramente passai perché ti voglio fare un certo discorso. A me, Sì, sì. Aspetta. Di con mia, va Sandino. Ah, io Sandino, pur come è fare io. Come io fare, faccio sappatori, come fare? Io avevo permesso che io adesso che mi sta scoppiando, io non mi lo dico io non so che io fare come figlia. Ma che può fare Sandino? Ma ti rendi conto che è una figlia sola? Io appicciando tu a volte deluder, padre rosso. No, io non la voglio te lo dire, io non la voglio felicitare invece. Una figlia con la iaia ce l'hai dare a uno difettoso. Dopo no, vedi? Ma io proprio Sandino ridia proprio sogno deluso completamente, proprio mi sta facendo capire che proprio sei una persona con intelligenza non nata completamente. Fidi, manca a pararne proprio. Non è vero, che se no può dire perché tu Ma non come no? bisogna Sandino, chiedere. tu a tua figlia non stai rispettando completamente e soprattutto manchi i difettosi. Ma io che fare allora, Padre Salvatore? Vuole dire che fare avanti, che non si è fatto lei a posto me? Sì. Tu a Romina ascoltassi a mia quando faccio la rete, che posso pensare a Schumacher, dentro una cuzza. Sì, Che poi almeno parassi uno che difetto non nave. ma perché ci contavo magari a lei? Mi sta ghinghendo tutto il paese a riscazziata, Che va? fatto sappiamo tutti. Guarda che non sappiamo che c'è un bel cipolle rosso in tepere. Che qui è difetto anatomico. Sì, il difetto anatomico conosci, ma tu gran belloneo che hai. Va bene, basta, va. Magari che succedesse, oh. Che come? Non faccio Salvatore, ma allora che hai a fare? Una storia in consiglio. Sandino, o hai un consiglio Sì, della persona, sì. certamente ti può volere solo bene. Che faccio? Tu devi fare la volontà del Signore. Ah, così dice lei? Sì. Facciamo la volontà di Dio. Così un attimo. E ora? Quando vuoi dare? E qui è. Grazie. Come va? E come va? E non vedo come va. Stava parlando con Padre Salvatore comunque. Faccio Salvatore. Buongiorno Maricchia. Buongiorno. Ma che fare sto buio? Perché se non sto buio me ne vai, Ma quali sono i femmine? E a Gabbana si stanno confrontando. Ma che bello confotto! Sì. Specie quando ci sono disgrazie! Attaccavo. Però, secondo me, è meglio morire di dispiacere che di disgrazie. Lei che ne pensa, Padre Salvatore? Ma veramente io penso che è meglio che ha mostrato Signore, no? Ma Almeno chissà- uno sa uno va. Quando nasce un vista sonata Dai, con cuore via sotto. sul sangue. Santa parola, santa parola. Avete ragione. Che fu? Chi è? Ma il poverino dentro come tutto lesionato, figlio! E tu guarda, così, guarda. Ma quale pericolo? Mi sento un scuzzolato, è parecchia, ma come che tu dare a Dio, mi metto a dare? Vai. Santino, ma non sentite che succedeva un'altra settimana? Che succedeva? Una famiglia morta mentre che rumeva, ci cascavo dentro ringoni, ci cascavo. Ma sì. Però, non ci pensare, fece una buona morte. Bellissima, Come? Santino, per favore. Non gasca, no? Assunta! Vieni qua, Assunta! Cazzo è Maricchia! Che devo dare una ricca d'allegria! Ci faccio.
guarda che ora... Poi, Sandino, vai a imparare da panna. Che fa, lascio sola io. Posso, ma non ti preoccupare, vai già banna, vieni che ti spiegare, sì, che tanto io sono mio compagno Salvatore. Poi ci sono io e Sandino, la compagnia mia, ci piace. No, io me ne andrò con te, che gira bere che Sandino, per favore, imbastarci. Sì, Ciao, su, quanta parecchia. Sandino, attendi le scale. Ma devi non preoccupare, c'hai problemi con la linea? Ah, per favore, Sì, che non già bastano i disgrazi che una chiave ingordo, i cauci che capitano. Io proprio quanto meglio ci stavo parlando, l'ho detto, vedi come tutto lesionato, che stai ma non ti pericolo. preoccupare, che chi sta contenta, non ti A preoccupare. me non mi pare. Ecco, è minuto, Maricchia, scusate. Oh, prego, accomodatevi, Massimo, compari. È minuto che io posso chiamare la Vini, un secondo. Buongiorno signora! Buongiorno. Lei è il papà di Massimo? Sì, sono il papà di Massimo. Che lei che è un'amica? Bello. Compare, avete fatto già conoscenza? Sì. Ah, assurda, io ho una bella gobba. Grazie signora, grazie. Troppo gentile, per davvero. Sì, compare, chi sei la nostra vicina di casa, che ogni tanto viene a fare un po' di compagnia. E dici l'assurda, posso magari allegria. Brava. Si deve portare sempre allegria, sempre. Buongiorno papà. Ma senti, mamma, sei Ciao, il loro Lavinia. papà? No, non si preoccupate. Vi ascolta c'è mio padre e mia moglie. Eventualmente mi fanno sfollare un telefonino. Sì, no, altri chiari miei. Sì, buono. No, non ti preoccupare. Convinciamo tutto papà. Vabbè, sentite, ora io me ne vai, sono di là su che compare e poi torno più tardi, sì, così poi magari parliamo. Certo. Arrivederci signora, piacere, veramente. Brava. Ma prima che me ne vai, ci ha portato bandare una cortesia. Ma vai signora, amicizie, che Ci ha c'è? potuto toccare? La toccasse, che problema c'è? Sapi, non l'hai toccato mai. La toccasse. Ma che sensazione! Bello. Scusate, come siete fortunata, casa. Ma insomma, Salute. non ne potremo lamentare, signoruzza. Va bene, io la saluto, ma ancora toccare Arrivederci. a toccare. Non c'è problema, signora, toccasse. Toccare, posso più fortuna. Certo. Arrivederci. Buongiorno signora, buongiorno. Ciao Maricchia, scusa, sono una compagna. Ma scusate, compare, sta cristiana è troppo sana, ma purtroppo è fatta così. Come così allegra, signora, molta allegria. Assai, liscia la mia canne, sai. No. Mare una cosa, la prossima volta chiamano mia moglie e io faccio avanti adesso, va bene? Sì, Mi compare. stai sicuro? Ma sperimentare qualche cosa per far arrivare sto fidanzamento. E certo, queste carrozze suonano bene. Appunto. Che c'è? Ti così. Ah, ma sì, hai ragione, pecorino mio, ma questi sono gli attimi che mi fanno riprendere. Un telefonino. Sì, di su. Sì, ammonini, sì. Cacciavo compare, sono... Sì. Forti. Ti amo. Anch'io, mio amore tesoro, ma dobbiamo essere forti. Sì, ma aspettiamole che andiamo troppo tempo le dopo. Sì. Maretta, a saluto, ne vedremo dopo, va bene? Facciamo possibile, Ciao, Lavinia. Ne vedremo. Sì. Ciao, Natale. Sì. Mamma mia, mamma, che bello! Mi sento un altro quando viro. Sì, vero, mamma. Si corrivigliata assai quando viro a Massimo. Che bello, sono contenta, mamma. Troppo contenta. Stai tranquilla, mamma. Ma io voglio per fare. Sì, mamma, non ti preoccupare. Caso papà non ti convince con padre Salvatore, oppure solo convinciamo noi. Stai tranquilla, mamma. Che tu dici, me ne fui, va. No, mamma, chi su mai. Senti, mamma, se papà mi impedisce di venire al Massimo, io mi... Basta che non te ne fuori. No, ma veleno. Meno male, mamma, basta che non te ne fuori. Non capisci che interesse? Ma veleno, mi piglio 50 pillole e basta. E perché tutto sto spreca, mamma, che ne bastano 20? Mamma, ma allora non capisci niente. Bella madre, non capisci niente tu. Ma come? Capì, fa veleni, ma per finta, no? Per finta. Ti farci capire, papà, che
avvileni e lui si preoccupa e lui acconsente. Ma io non ti stai capendo, ma allora che fare, mamma? Ora facciamo una cosa, Dimmi. mamma. Te ne vai a da panna. Ti fai avere roba va più disperata, chiangi e ti metti una copetta in gola. Forza, mamma, così ora vedremo che cosa ho giusto io. Oggi mamma, chissà, io mi affido a te, però aiutami. Dio, mamma. Oh, Picchietta, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Mi chiami tu, vero, vero, mamma? Sì, sì. Allora, sogna da Porta, porta, spingi di capo come capello papà. Macchina, lei a fare inginocchiare, lei a mettere a quattro piedi come un animale. Sandino, buongiorno, Ciao, sei mai pace. Ma si può sapere che c'è? E chi è io? Usaccio io chi è io? Io mi ricordo. Quando eri chiedo faccio sabato, mi vanniamo, mi rivissero tutto colori. A cominciare a urcare fino a quando eravamo alla chiesa. E che ti disse? Che mi disse? Mi disse che io dice che non voglio bene a mia figlia. Mi disse che non hai fede, mi disse che sono un po' intelligente, mi disse che non hai un rispetto, dice verso noi, soprattutto sopra chi ti è difettoso. Questo mi disse. Mi fece sentire infermo, mi fece sentire il più tinto di tutti i tinti, l'uomo più tinto del mondo, Beh, amore, io è buono, cammite. Non è vero che tu non sei intelligente. Tu certo che sei intelligente, solo che tante volte non capisci tutto cose. Non è vero che tu non vuoi bene tua figlia. Tu certo che vuoi bene, solo che ogni strumento la venzi proprio. E poi che ti dissi magari Che non hai fede. che non hai fede, che non hai rispetto per il prossimo. Sì. Certo che a parte Salvatore, certo che dici alcune cose, va, che non hai visto a te. Certo che tu l'hai un rispetto, e come tu l'hai un rispetto, solo che tante volte te ne fotte di tutte. Allora mi faceva vedere di queste cose, manca a farci sprecaricato, poverino. E che ti dissi magari? Che sei tinto. Sì. Tu bello la mia vita, c'ha tutto me cuore, che sei Buono. 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 Tu sei troppo buono come un pezzo di pane ammoffato. Certo vuoti sì che ho tinto tutte le tinte. Oh. E che bello confotto che mi scaranno magari tu, Tu sei più tinderito, chi sei io scusa? Un ne ha ricerito piuttosto, un ne. A da banna la vita, non ci fa manca a camminare la vita. Chiamola, ci dice che è occupato vuole parare, chiamo. Sì, sì, che succia fa, succia fa. Addirittura. Ah no? E me ne da male. Io a me figlia voglio aiutare. Io, ma che fare, non sai? Ma perché non restava piccerita quando io avevo che bambolite, che cose? Avanti, piano, mamma, piano, prima che caschi in terra, che sei troppo debole. Avanti, a mamma aspettati, ecco, piano, alleggia. Ma che senti, Cristo? Niente, sento. Senti, Lavinia, io ti voglio aiutare. Parla, ti ascolto. Ecco, vuoi dire, papà, io non è che non ti voglio bene, tu sai che hai a te solo e ti voglio bene che sai la mia vita. Ecco, e pensici che avevamo solo a chi sa pensi. Ci stai pensando? Io ti voglio aiutare, papà. Tu mi devi venire incontro, ecco. Guarda che facciamo, papà. Io ti aiuto a dimenticare questa situazione camorriosa, va bene? A così io dimentico, tu dimentichi, egli dimentica. Noi dimentichiamo, voi dimenticate, essi dimenticano. Bravo, hai coniugato il verbo dimenticare. Ah, quando sei intelligente. E tu quando sei scongiuruta invece? È una situazione che sta di mettere a fare magari a scena. Vedo scongiurato sei tu, parla, guarda, Aspetta, state come vai? muto. Siamo da vedere, muta, state. Scusa, ma mio papà non girare con tanto macchio. Ti stavo dicendo una cosa, guarda. Io ti prometto che davanti a tua madre, se tu ti scordi sto caruso, io ti prometto... No, ma non puoi, perché io voglio. Che tu non ti picchi, non ti picchi, che non ti picchi, ecco qua, non ti picchi, no! Non ti picchi! Mi sta luannando, disgraziata Margherita. Era meglio che mangiava un poco, a me non mi vedeva, e all'anno picchiava sotto, picchiava. Vigliacca. Io voglio. Non ti picchi e basta! Che scemo, ma la mia morisce. Mi pareva tua figlia, mi pareva. Io voglio dire, non è meglio che io rinocchio. Senti, non ci bastano i difetti di caina, la campana a andare. Ma sta cascando malata. E mi sento che mi sta combinando qualche fesseria. Ma quale fesseria, sciamonita, fesseria, io stai cascando malato, no ite. Ah, figlia. Fesseria, ora poi ci passa, non ti preoccupare. Gesù sta venendo. Che veleno, ma che sta veleno, non mettere pulice all'anca, da lì, da veleno. Da Gesù veleno. siete voi. Chi?
chi sto mai? Sai che fare una cosa di chissà, ti giuro, mi scoscia, ammazzi la figlia, te ne cura. Ambrosio, ne vuoi? Anzi, da ora in poi diventi responsabile. Te ne cura chi gioca con me perché ti scippa adesso sia. Ne vuoi? Tu responsabile? Sì, signora, sì. No, caro, beh, sì. responsabile sei tu, perché sei tu che stai facendo cascare malata a me, figlia. Lo capisci? E avevi ragione, faccio Salvatore, tu sei contendere tutte le Ma cosa ne pazzi? Perciò si racconta qui, tu magari tu. Sì. Ma specialista, tu vuoi rendere conto di che razza di famiglia si sta chiedendo a toccare sta scema? Ah, lo capisci o no? Ma lo capisci o no che tu ti parlare di difetti? Qui è che ti difendi. Io che hai difetti io? Scendo, gli hai una stampa di fumarò. Sì, basta cos'hai, basta, non Non ci sono, gli è che ci vuol dire che hai ne bene, potremmo fare un'altra. Guarda, te che me lo hai, un bicchiere di chiari all'aria fissa, mi sa un bagno di mercato, peccato la pazzia fatto, quando me lo hai a fare una lavata, come lo hai? Mamma, non sentite come fa, ma come a fare? Non ti preoccupare, mamma, aspettati, che ora organizziamo subito la scena dell'avvelenamento. Mi pare troppo forte, se poi papà si scanda e per colpa mia si avesse a sentire male, no. Certo, hai ragione, mamma. E poi spatti nella macchina ce l'avemo sopra la coscienza. No. Ora facciamo una cosa allora, Dimmi. mamma. Organizziamo la finta fuitina. E come? Sì. E come organizziamo? Come organizziamo? Ora fai chi tu che ti dico io. Piglia carta e penna e scrivi chi tu che ti ho detto io. Forza, mamma. Forza che è tanto. Avanti. Ti faccio sapere come dovete riesci subito resi. Che tu accontenterai. Allora, scrivi. Caro papà, io non voglio perdere l'onore. Per questo ti lascio il mio numero del cellulare. Se mi chiamerai anche alle 4:08, io sarò ancora alla bada. Sì, mamma. Alla bada, mamma. Il bada, mamma. Sì, mamma scrive come si scrive. Caro papà, mi dispiace per quello che sto facendo, ma tu mi hai costretto. Ricordati che alle 4:09 io e Massimo tanto facemo che n'arriminamo fino a quando scoppia poco. Punto. Ma se tu vuoi che io ritorno con l'onore, che mi dà lì, scrivi. Prima di telefonare, inginocchiati verso Dio chiedendo perdono e io ritornerò bella pulita. Punto. Baci e abbracci dalla tua cara figlioletta Lavinia. Ti faccio avere a mamma come tu faccio appena leggi sta lettera si scioglie come un ghiacciolo. Meglio maritarsi con uno difettoso pulita che con stesso difettoso lorda. Ma senti, mamma, ora chi sta? Chi sta? Ma dimmi che è preziosa. Ma, senti un'altra cosa, mamma, un momento viene papà e... Però non sto stunnando, che ti E facevo? tu stai tranquilla, mamma, che io per i 20 anni avevi sempre gli stessi orari. Stai tranquilla, mamma. Anzi, a proposito, ora fai una cosa, te ne vai da panna e chiama Massimo la guidare a Ducaroso. Sì, Forza. vero, sì. Avanti, mamma. E come sono nervosa. Ora ci dico a mia figlia di fare una prova, sì. Hai a fare l'attrice precisa. E poi è... Non è che è da sventura. Andiamo. Amaricchia! Io che fare? Sì, ma io va bene per forza. Ma perché che può? Non rimasto televisori? No, già disgrazia. Marci mia, quante cose che succedono, Ma che fu? assurda. Che fu? La picciotta di 20 anni ammazzava i suoi genitori perché aveva l'esaurimento. Per una di chi è viva, di chi arriva a Camposanto non ci vuole niente. Stai attenta. Hai ragione. Ma sai chi penso c'è tu? Chi Meno male che mio marito mosse prima di mia. Ah, certo. Sì, tu immagini se aveva una figlia io a st'ora.
Come finivano, quali 100 mestiera? E va bene, poi io mo seguo su telegiornale. Ah, tu me lo sempre, tengo sempre aggiumato, perché sempre cose dicono. Sì, ma ricca, ma guarda, torna più tardi, per favore, che io che fare, amante? Arrivederci. Arrivederci. Non arrivederci. Amante, forza, Maricchia. Mamma, sta a posto, ci chiamai al massimo, sì, sta a posto, d'accordo, mi stai venendo a picchiare. Sì, guarda mamma, facciamo una cosa. Andiamo a fare una prova, perché io sono troppo agitata. Sì, e dimmi che fai? Allora, fai una cosa, tu fai prima con suo papà e stasera la porta, e io chiangio e mi dispero. Va bene. Allora io stai accendendo. Cacca, di avere un'attrice. Mamma, vedi? Quando io recitavo nell'oratorio, mi facevano fare, sembra fatti da tragedia-dura. Forza, mamma. Ma senti, che stiamo a fare ora? Dimmi. Camaffari. E hai ragione, camaffari. Ora fai una cosa. Tu te ne vai alla banna, ti pigli una bossa e ci metti una para di cose intime. Cose intime? E che fare? Pipe, ma c'è chi si incenua, figlia. Ho capito. Ma quando si piange? Avanti, forza così, perché se non ci fossi tu, bisognerebbe inventarti. Mamma. Hai ragione. Allora vai a banne e ci metti un po' di cose intime. Sì, Va bene. vai, mamma. Bisognerebbe inventarmi. Sì, io moro per l'auto, mi stanno mangiando viva, da come si vede quella da secca di hai affari l'attrice precisa. Lei affari mica lei a mettere in ginocchio. Sì. Ora faccio un'altra prova, sì. Che vergogna! Che malasuttata! Mica malasuttata! A voi di no! A voi di no! Ma che fai ancora? Provi? Sì, a mamma mi scanno che una faccio buona e poi tu non ti mariti. Ma senti, vedi che piuttosto vedi che giocaci mi sa che vince, va? Sì. Avanti, vedremo, sì. Allora, i tovaglietti robide, buono, e mutandine, chi? Vai, mamma! Ma che fai? E meno male che ieri ingenua, cappaglia, chi c'hai in testa? io. Ricordati che è una finta. Vai, mamma, usaccio. Ma senti, mamma, c'è piuttosto fallemo. Ma chi fa lema, mamma? Sto pazzo, quando leggi da lì, ci vengono i vermi. O sai come mi fa? Salvi! Come mi chiamo? Assunta! Così. Mamma, stai tranquilla. E se non ci credi, poi che non succede niente? Non ci credi. Io ci dico, che teniamo uno ginecologo, ti fai nevi sei tu ci credi, subito, stai tranquilla, mamma. Mi stai, non... Un cellulare lo Sì, porta? tutto a posto, Mamma. va bene. Mi raccomando, te non ha domato, stai attenta, guarda che è solo una finta, È solo una finta, mamma. perché sanno che ti rompi gli anni. No, ciao, mamma. Ciao, mamma, ciao. Mi raccomando, forza che tanto, forza. Come sono eccitata. Stai fumando un cavolo, stasera dando l'acqua sogno. Ma come hai affari? C'hai affari di sé, sì, c'hai affari di sé. Ecco è. Non è che da spendurata, Mara. Poi è. Sogno io, Maricchia. Sogno su sta doccia, l'acqua cauravetta. Stai attenta sull'acqua si bruciava una puttana ospitali, finiscono più operazioni. Disgraziata. Sì, grazie, Marita, grazie. Disgraziata Amara. Scendi malaboio, di domani mi faccio addosso con l'acqua ghiacciata, la faccia so. Disgraziata. Ma come fa a chiedere che avevo fatto? Ciao, toccando. Ma come vai a fare? Me ne stonno, qualche giorno me ne stonno. E noi ci siamo comare. Vieni, compare. Prego, accomodatevi. Mangio, comare. Sogno scandata, sogno. State tranquilli, che tutto sotto controllo. Massimo ne contavo tutto sto coso, sto fatto. Sta finta. Ma non credo che la linea torna a carabollo? State tranquilli. Ma ogni metto mano io tutte cose funzionano. Ma io dico una cosa, compare. Ma compare, che ci vede di strano di sto immo? E non stai ama. E purtroppo ci vedo. E io non ci posso fare niente.
e stiamo facendo di tutti fino a quando ci rapiamo l'occhio. Ma speriamo. Però vi assicuro che io di domani, anzi forse di più tanto, non vedrà più niente. State tranquille. Speriamo che è così. Ma alla vigna c'era su tutte cose, eh? Tutto ci dice. Io a mio figlio ci ho messo 14 pare di mutande. 14 paga di mutanne. Ah, ma questo lavoro a fare per davvero, un mare. Un mare, un vicino più è esperiente, non l'ho fatto mai. E che ci pare che mia figlia è esperiente che l'ha fatto sempre? Ma che dici? Io me l'ammasso già, Fiorista, di stare attento e non a cascare una tentazione, Ecco, però. bravo. Visto? Però, ma si sta facendo sì, tanto. sì. Su mio marito viene che non si spara qualche Sì, cosa. siamo ninni che metti, siamo ninni. Sì, Comare. avanti, li vedremo dopo, comare, arrivederci. Prego, speriamo tutto cosa a posto con Mari. Speriamo. Ecco, vanno. Marcia mia. Ma sto restato qua. Ma perché non me ne mio marito? No, ma ora io, donna, certo, gli avevi 20 anni che avevi sempre il stesso orario, ora non me ne giusto oggi, e che disgraziamo mai vedere? No, bene, e poi ci ducaio io, a tutto dalla mamma per forza. Marcia mia, io sono bene. E nel caso mai ci canto l'ora e ci mette 4:30. Sì, ci mette 4:30. Speriamo che Accredito la mia fiducia, accredito. Vigliacca. Guarda, mancano che piccare 10 minuti, telefono, ci sempre in tempo. No, non mi interessa. Vigliacca non lo doveva fare. Ma che c'è scritto che 4:10 perdi l'onore? Non mi interessa. E poi che facevo? Non mi interessa. Però sono sicura che Ida tornerà con l'onore. Non mi interessa, te se non ci chiama a nudo. Vergognosa non la va a fare, no. Pecorino. Pomodorino. Gli scemoni dove chiamo pomodorino uguale dopo 20 anni. La muta è stata scema, quanto figlia si faranno? Il semestre non lo doveva fare. Sandino, mancano che beccare 4 minuti. Non mi interessa, non ci chiama. Ma tu non ti portavi i panni? I panni. Mi ha tradito, capisci che mi ha tradito? Non ci chiamo, no. Marcia mia Sandino, ma sono più vicini. Non mi interessa. Marcia mia, sono i 48 minuti. Marcia mia, si stanno tagliando. Occhi, negli occhi. Alla vigna ci stanno scendendo le lacrime. Avvicinito. E dice, papà, perché non te la Non ci chiamo, no. Non ci chiamo. Guarda, e lui ci sta asciugando le lacrime. E ci dice, coraggio. Buon coraggio. Guarda, sta accarezzando. Vigliacco, pare quando lo so posso. Sta toccando. Come sta toccando? Disgraziata Maru, guarda, ci vuole la maglietta. Come maglietta? Si sputulava cintura. Petturata Maru, ha riportato i sedili. Basta, non devo fare maglietta. Chiamami, ti vedo. Chiamami, come non era intangibile? Signorini, ciccazzi! Come si sbagliato il numero d'anni? Ma vedi che mi hai dato? Fermo! La linea! Mettiti subito la maglietta! Fermo! E tu,
meno male. Morta, siamo già faticati in nuaccio che La verità è, mi sta dicendo un orologo per... Marcia mia, speriamo che non mi posto sputo stomaco. Sì, ascoltami una cosa. Vedi che appena donno non faccio a mettere che a cercare di fare queste cose. Io parlo con Massimo e tu parli con tua figlia. E vedremo su dici le stesse cose, va bene? Vediamo su pulite e pedalite. Sì, Avanti. però non desiderare, marito figlio potremmo stare con gli occhi chiusi. Sì, con gli occhi chiusi, ancora, ma farò montare sempre soldo, io aperto voglio tenere. C'è abbastanza con l'occhio chiuso. Sì, hai ragione, Sandrino. Però, sai, facesti buona, moglie, perché il signore vede tutto cosa. E appunto, magari io voglio vedere tutto cose, tu mi dici chiudi gli occhi. Però, sai, fatti chiudere, fammi aspettare. Hai ragione. Ah, siete te. Sai, moglie, sono sicura che però i carusi saranno felici. Meno Come male. mi stato un maggio. Insomma, tanto felici veramente. Pure da mare così. Ma ti immagini, ci pensano i putetti. Non ci pare pensare, a salire, va, non passare avanti, quando corri. Macci mia Sandrino, e su che aveva ucciso i feti. Ho paura che la moglie, c'è passato chi ti caiava da fette. Non sta moglie, va. Macci. Per la mattina che non avevi più io. Ma io avevo un parente così magari. Ma chi ne sa, ci conosco io, per carità, guarda, stiamo... Mamma, via mamma. Allora, guarda la mamma. Papà. Massimo! Mamma! Come mamma? Ma perché papà ci sta a mezz'ora e mamma dice dopo dopo? Perché ci viene discenduta, papà? Devi stare per Massimo, guarda. Fammi oh, l'occhio non lacrime ore. Sì, e quando affossati da via. E poi, come si dice, 8 affossati, 8 affaticati. E non mi pare non stai indietro. E che va raggiamo? Magari tua figlia. Ma che sono stanchi? No, avranno fame, avranno. Come fame? Allora? No, i suoi picciotti hanno sempre fame, no? Che parlano la barderie. Sì. E Massimo, io ti devo parlare. Ti faccio domani. Sì, anche io vi devo parlare a mamma, non è che parla. Cammina, cammina. E lei chiama Massimo Sassi perché dai, che dopo non ne calamo, guarda. Allora, venga, Perciò, dimmi una cosa Massimo, ma prima che io telefonava, dico, ieri uscite? Sì. Papà. Senti Massimo, tu vuoi essere sincero al massimo con me, eh? A non che ti può cangiare un uomo, chiaro? Ecco. Sì, papà. Senti, ma te che fai? Dimmi solo sì e no, papà la suire, che hanno cacà. Sì. Dimmi un'altra cosa, ma... Dove sai sto? Sì. Dove sai? Ma io ero... Siete... Quasi. Facciamo una cosa, Max. Allora, facciamo finta che chi stai io mi figlia la vigna. Io e che tu sei tu, va bene? E prima che io telefonava, dico, come eri tu, va? Forse non mi capiste Massimo, ti dico un'altra volta. Dico, tu, prima che io telefonava, com'ero? Massimo, capisci? Che donna? Voglio dire, com'ero, zitti, ingucchiati, che punta altro? Ma basta, ho capito. No, non mi ingucchiate, ecco, meno male, va. Ti credo, perché morisci subito. Sì, tutto a posto, meno male che telefoniamo un tempo. Faccio magari io, Ma che mai che barata io me l'hanno in mano, Sandino? E
Doni, mi stava assicurando che me l'aveva ancora per il culo e che banano non stava spucciato sola. Senti papà, non puoi immaginare quanto sogno felice. Meno male, va. Perché finalmente tu capisci che quando una riflette, capisci i propri difetti e sai che siamo tutti chini di difetti. Hai ragione, giusto? mamma, sì, hai ragione, ma che saria, ma Scusate, ma che fare sto bombo? Ma dare una bella notizia! No, finalmente non ti sia bene. Allora, ma posso finalmente sfoggiare, va? Per favoreto, usiamo tutto così. Va bene che non hai più, non hai più. Una bella occasione! Io sono in giro con l'amici miei, certo, sì. Finalmente. Andate ad approfittare! Sì, Non c'è casa. No, non più bene! Ma non ci potete pensare! Sì. Si volete prenotare una tomba? Oh, No, ma perché? Vi potete rivolgere a Don Carlo Cuppoloni. A mia mi fece risparmiare 600.000 lire e fateci mise bello materiale. Sono l'ultimo proposito, andate a approfittare. Va bene. Mi capite come siete stato pigliando? Così siete stato pigliando. Maricchia, quando mi sento morire richiamattia, va bene? Basta, buono. Oh, Teresa. Qui è. Grazie. Che bello, compare! I carusi! Che bella famiglia che siete! Che bravo, grazie. Compare, d'accordo. Compare! Certo. Siamo un bacio finalmente. Già, che piacere enorme camerata questa giornata. Compare, io sogno in minuto, ma voi non vi accorgiste voi ero più in minuti mia? E hai ragione a me marito. Io sogno sciancata, ma voi siete più sciancati mia. Io sogno uovo, ma voi però compare, ero tutto noi però. Mizzica, oh, ma quando ti fette che hai? Ma mi faccio come un mittao quando nasci, ma mi No, compare, per amarci e baci, i figli possono essere pieni di difetti, ma ci mandare sempre tanta serenità, come i genitori hanno tanta serenità e felicità. Ragioniamo, noi esseri umani siamo pronti ad accettare tutto. Quando capitano all'altra famiglia, giudichiamo, critichiamo, ma quando capita qualche cosa a noi, caro compare, è difficile da accettare, però di fronte all'occhio di Dio siamo tutti stessi, caro compare. Basta, non mi facete sempre, che difettoso che sogno, quando ti fette che hai. Oh, assurda, ma si chiede, fetta mujer, Ma perché non mi dai tu, scimmia di Tarzan? Che bella famiglia, avete ragione. Certe volte, credetemi, è difficile accettare certe cose. Magari che uno, senza che ci fa caso, volte ti casca nel più mischino errore, credetemi. Più bello che poi non è mai chiesa, ne scangiamo un segno da pace, ne passiamo. E quando ne scemo, ne scudiamo tutto cose, ne scudiamo. E passiamo. Ma io grazie a tutto quanti, a lei, compare, a commare, a mia figlia e magari a nonno. Che bella famiglia che siete! Però capire vuol dire che siamo tutti chini del defletto, vai, la verità. Vero. E va bene, e a questo punto però ora si riuniamo e siamo una bella famiglia. Bravo, Una bella famiglia. Bravo, mio compare. Che facciamo? Andiamo? Sì, ora la Vendiamo? Vediamo che siete. Che viviamo? Oh, ma di qua siete! Ma che stiamo arrivando? Ma che finalmente sono Sì. Mezzo che mi ha fatto impazzire a tutto mai. Ragione avete, signore miei. No, c'è un'occasione per lei magari. Si vuole affittare una donna. Poi giudici, parecchia. Non la sappiamo mangiare. Ma Salvatore, devo levare solo una cosa, vuol dire, signore miei. Hai perduto più assai di 20 kg, ci canniccia tutta l'altra le pila. Senza cucire a minno quando voluto sogno io. Ma cosa ti fai? E certe volte credete mi sogno magari rognoso. Che cosa fetosa? Papà. Io faccio che sono ignoso, che è mese che ne facciamo unire a tutte fare. Vero, come se è vero. E a questo gente pubblico voglio dire che in fondo ce l'abbiamo tutti certi difetti. C'è chi ce l'ha a vista e c'è chi ce l'ha a mucciare. E poi anche essere perfetto già è un difetto. Quindi è inutile che cercare la perfezione, perché non esiste! Evviva gli spacci!
andiamo. Sono tuo papà. Non ci manca. Oh, va. Andiamo assieme, nonnina. Ci siamo, abbiamo tutti? Sì. Auguri a tutti, soprattutto Auguri, per grazie. saluti, Chi è? Bella famiglia! Minchia! Bravi? Padre Salvatore Massimo Zoccoli. Grazie. Marica Musso Emanuela Cutuli. Felice Scassamento Franco Altavilla. Rosa Buffa Maria Pignata. Stefano Scassamento Carmelo Palentiere. Massimo Scassamento Aurelio Marconi. Lavinia Mollucello Gabriella Busmeci. Assunta Pomodoro Katia Spitaleri. E il marito Santino Corruccello Pippo Virgata. La nostra rappresentatrice Beatrice Gasparini. Allora, ringraziamo i nostri sponsor, come al solito la Tecno World e la moda sui capelli di quelli. Il mio barbiere, vedete? Cosa va bene? Salvo Pappalato. Salvo Pappalato, ma non vi scordate pure di capire come Sì, io, va certo. bene? E la nostra sponsor di sempre, la Gasparini Parati di via Genova, Mister Bianco. Lorenzo, tu sei venuto da cosa? Lorenzo. Il più importante di tutti. Lorenzo, È il più importante di tutto, un nero. Da Semandevosi. Dal Sicilia. Elettrauto. Lo dico io, Elettrauto Belfiore Lorenzo che si trova a Montepalma in via Livorno. Se vi spacciate la macchina, ma insomma completamente. Grazie, e alla prossima commedia. Sì, e vediamo appuntamento alla prossima commedia il 31 marzo e il 1 aprile, così vi facciamo un bello pesce d'aprile con Abbasso le signorine. Io vi ringrazio veramente, siamo felicissimi perché abbiamo visto che vi siamo piaciuti veramente, ho visto tante risate e questo ci fa tanto piacere perché vedetemi veramente. Volevo dirvi veramente grazie perché ci ripagate veramente di tutti i nostri sacrifici, perché quello che facciamo noi, voi lo sapete, sono sacrifici. Vi ringraziamo lo stesso, grazie veramente a tutti e buonanotte, arrivederci.